Sulla pista di Yongam, Sebastian Vettel ha vinto da neocampione del mondo il Gran Premio della Corea del Sud. Il pilota tedesco ha chiuso davanti alla McLaren di Lewis Hamilton, partito in pole, e al compagno di team Mark Webber. Per Vettel è stata la 10ª vittoria stagionale e la 20ª in carriera. Le due Ferrari sono arrivate rispettivamente quella di Fernando Alonso quinto e quella di Felipe Massa sesto. La Red Bull, con la vittoria di Sebastian Vettel e il terzo posto di Mark Webber, ha conquistato il suo secondo titolo mondiale costruttori. La scuderia anglo-austriaca ha 140 punti di vantaggio sulla McLaren, mentre la Ferrari è terza. Il Gran Premio d'Australia di motociclismo si è disputato sul circuito di Phillips Island. Nella classe 125, 15ª prova del motomondiale, si è imposto Sandro Cortese. Il pilota tedesco dell'Aprilia ha chiuso davanti allo spagnolo Luis Salomon e al francese Joan Zarco. In testa alla classifica iridata rimane Nicolas Terrol, che nella gara dei canguri ha chiuso al sesto posto. Nella classe Moto2 Alex De Angelis, il sammarinese, ha vinto con la Moto B il terzultimo round del mondiale, precedendo il tedesco Stefan Bradl con la Kalex e lo spagnolo Marc Marquez con la Suter. Nella classe MotoGP il pilota australiano Casey Stoner con la Honda ha vinto, conquistando con 2 gare di anticipo il titolo iridato, il suo secondo in carriera. Il canguro ha chiuso davanti a Simoncelli e Dovizioso. Jorge Lorenzo aveva dato forfait per una caduta durante il warm-up ed è stato sottoposto ad un intervento di plastica ricostruttiva all'anulare della mano sinistra. Il pilota iberico sarà costretto a saltare il Gran Premio di Sepang, gara da dimenticare anche per Valentino Rossi, caduto a 15 giri dalla fine mentre era in lotta per il quinto posto. Nel Gran Premio di Portogallo, ultima prova del mondiale di Superbike, Carlos Checa con la Ducati e Marco Melandri con la Yamaha si sono aggiudicati le due manche sul circuito di Portimao. Lo spagnolo, già campione del mondo, in gara 1 ha colto la 15ª vittoria stagionale. Nella seconda manche doppietta Yamaha con Melandri e l'irlandese Eugene Laverty. In classifica Carlos Checa ha preceduto Marco Melandri e Biaggi. Nel 2012 Checa e Melandri correranno con la BMW. All'autodromo do Algarve di Portimao il pilota britannico Jonathan Rea con la Honda aveva stabilito il record sulla pista, conquistando la Super Pole, abbassando di quasi 4 decimi il limite fissato da Cal Krutklov lo scorso anno, fermando il crono a 1:41.712. A Monza, nell'ultima gara stagionale della Carrera Cup Italia, Alessandro Balzan ha centrato la doppietta, mentre il compagno di squadra Marco Mappelli con la piazza d'onore in gara 2 si è assicurato la seconda posizione in campionato dopo aver già vinto la classifica Under 25. Busnelli si è confermato sul podio di round 13 e il pilota bolognese Massimo Monti dell'Antonelli Motorsport ha strappato a Vito Postiglione la terza posizione assoluta. Nella Michelin Cup si è laureato Angelo Proietti davanti a Giorgio Piccioni e ad Alberto De Amicis. Al debutto in categoria la Rangoni Motorsport con la Ginetta G50 configurazione GT4 ha lasciato il segno. Infatti nel campionato italiano GT la coppia del team petroniano formato da Luca Rangoni e Aldo Ponti ha vinto in entrambi le gare disputate sul circuito di Monza domenica 16 ottobre 2011. Un altro fine settimana da ricordare per il team bolognese, che ha ottenuto una pole e 2 vittorie. Niente male per un debutto assoluto in questa categoria. Nella mattinata in gara 1 Luca Rangoni ha sfruttato al meglio la pole position, andando a consegnare in prima posizione la Ginetta G50 ad Aldo Ponti, che poi la guidava sicuro verso il successo. Nel pomeriggio in gara 2 Aldo Ponti partiva con il quarto tempo e al cambio pilota passava al comando delle operazioni Luca Rangoni, che giungeva in terza posizione. Il driver bolognese inanellava una serie di giri perfetti, andando al comando della gara, giungendo primo di categoria con una decina di secondi di vantaggio dal secondo classificato.